Siamo stanchi di avere salari bassi, non adeguati al reale costo della vita. I lavoratori di Poste Italiane hanno protestato di fronte alla sede del Veneto in via Torino a Mestre. Lo sciopero a livello nazionale ha coinvolto tutte le prestazioni ordinarie per l'intero turno di lavoro. Le rivendicazioni dei sindacati si concentrano su salari, diritti e sicurezza, ma anche sulla qualità del servizio. Dalla chiusura degli uffici, alla contrazione dei servizi, alla capacità di assistere i cittadini sul territorio, i pensionati, anche loro sono coinvolti da questi processi di razionalizzazione che noi non stiamo condividendo, perché la logica del taglio del costo del personale è una logica che porterà inevitabilmente a questa azienda a non essere più presente sul territorio. I sindacati denunciano un piano di riorganizzazione che prevede tagli al personale e la chiusura progressiva di sportelli, soprattutto nelle aree interne e periferiche del paese. A ciò si aggiunge, secondo CGIL e UIL, un progressivo svuotamento del confronto sindacale e il timore che l'azienda, a controllo pubblico, venga ulteriormente privatizzata. Noi pensiamo che da qua a fine anno il governo voglia mettere in piedi un'ulteriore vendita azionaria e questo può comportare grosse ricadute sui dipendenti di Poste Italiane. Particolare attenzione è rivolta anche all'abuso dei contratti a tempo determinato che secondo la CGIL ha raggiunto livelli inaccettabili. Quello che avrebbe dovuto essere uno strumento temporaneo si è trasformato in un sistema strutturale di precarizzazione del lavoro, sostengono e precisano i sindacati. L'azienda, che ha registrato 2 miliardi di utile nell'ultimo anno, continua a preferire il turnover del personale precario, nonostante il servizio pubblico ne risenta in termini di efficienza e qualità. Poste Italiane, una delle più grandi aziende italiane per numero di dipendenti, una delle più forti in Confindustria, utilizza costantemente la precarietà, contratti a tempo determinato, part-time involontari per comprimere il costo del lavoro, ma anche per avere lavoratori più ricattabili, che non si iscrivono al sindacato, che non fanno valere i loro diritti. Questa è una cosa inaccettabile e poi la conseguenza diretta è la chiusura di uffici postali, specie nei piccoli comuni del nostro territorio, continuano a chiudere uffici postali, giornate di chiusura che danneggiano i cittadini e la presenza nel territorio, che è la vera forza di Poste Italiane, la presenza radicata nel territorio. Dietro ai numeri ci sono persone, lavoratrici e lavoratori, spesso costretti a trasferimenti e licenziati prima del 12° mese per non maturare i requisiti di stabilizzazione.